Eccomi qua. La Ciao mister- Nico. Prego. Senti, dopo il ritorno al gol in campionato, adesso anche in Coppa, e un gol decisivo tra l'altro, è una prestazione insomma di livello, immagino insomma ti sei messo alle spalle tutto e anche festeggi il migliore dei modi alla fine di questo 2023 che ti ha visto insomma tornare in campo. Sì, sì, sono contento oggi per il gol decisivo, sono contento soprattutto che la squadra abbia vinto. Abbiamo fatto una partita aggressiva, siamo partiti forti, siamo andati uomo su uomo e abbiamo subito indirizzato la partita dalla nostra parte. Fa piacere il gol e fa piacere il passaggio del turno perché per noi la Coppa è un obiettivo. Tra Tra l'altro l'altro, l'esultanza, vai eh, Bobo. sì, sì, no, volevo dire questa cosa, vai pure tu. Ah, no, niente, l'esultanza, insomma, hai mostrato la maglia, insomma, con dedica per Russini, quindi ecco, Sì, se vuoi dire qualcosa al riguardo, insomma, ecco. sì, tutta la squadra aveva deciso di fare questo gesto. Ieri stavo scherzando con Jacopo nel vialetto che sarebbe stata una bella storia per chiudere un cerchio che avessi fatto io il gol, che, insomma alzasse la maglia e è arrivato subito. Sono contento, dedichiamo questo gol a lui, a una buona guarigione, andrà a fronte a un grande lavoro, lo aspettiamo a braccia aperte, per noi è un giocatore fortissimo, fondamentale, quindi ci mancherà nel campo, però insomma ehm, fa piacere fare questa dedica, soprattutto per me personalmente, perché l'ho appena passato, ci sono insomma l'ho appena attraversato e so cosa vuol dire, insomma. Poi è importante per me, è stato importante qua il direttore Mirabelli e lo dedico anche a lui perché, insomma, quando era successo sapevate tutti la mia situazione, lui mi ha dato una grossa mano dandomi fiducia e quindi cerco di pagare questa fiducia in campo. Certo. Senti, ma a Hai proposito, per Russini sarà anche un punto di riferimento, no, per il recupero, perché tu ci sei passato l'anno scorso, i primi periodi, se non ricordo male, ci avevi raccontato che era stato molto dura, no? Ti faceva male anche andare in bagno, avevi ringraziato la tua ragazza che ti aveva praticamente accudito le prime settimane. Quindi anche per lui, no, sarai, perché ti chiederà, credo, no, anche in questo periodo di prima fase di ripresa. Sì, sì, esatto, infatti il nostro rapporto di amicizia si è ancora più consolidato perché insomma da quando è successo ci siamo avvicinati di più, lui mi chiedeva consigli, gli davo delle risposte, cercavo soprattutto di dargli una mano e insomma l'ho visto molto bene dopo l'operazione e quindi sono contento, siamo andati con la squadra a fargli visita a casa e spero che continui così e che insomma il suo percorso sia spianato e sia al più presto al campo a lavorare. Senti, vedendo invece la tua prestazione, tu tra l'altro hai finito come braccetto, no? Perché poi quando è entrato Varas, tu sei passato Varas per Leoni, hai preso il posto di Leoni, poi invece ha fatto il quinto al tuo posto, l'ha fatto Villa, quindi insomma, però non è la prima volta che ti mette anche braccetto, quando magari nel finale, no? No, esatto, sono entrato anche con la Gian Erminio. Eh, Devo fare i complimenti a Leo perché ha fatto veramente una bella partita, un giovane, è stato molto bravo e poi quando insomma aveva finito la benzina mi ha messo me terzo e ha messo Villa quinto. Quindi è un ruolo che comunque come andiamo noi aggressivi, ehm, insomma vado forte sull'uomo e cerco anche di attaccare da terzo. Senti Nico, adesso voi siete comunque in corsa. Tu tra l'altro quando il Padova ha vinto la Coppa Italia, tu c'eri giusto il primo anno, era il tuo primo anno di Padova. Sì, esatto. Sì, Quindi, insomma, tu l'hai già vinta la Coppa, adesso sì. ti auguro, insomma, conta più che altro il campionato, però ecco, tu hai già, diciamo, sei già arrivato in semifinale col Padova 2 anni fa, hai vinto già la Coppa, siete comunque in corsa su due fronti. Adesso c'è da chiudere al meglio l'anno e cercare di fare più punti possibili tra Fiorenzuola e Trieste, no? Sì, sì, è un obiettivo, come ho detto, la Coppa è bella vincerla. L'abbiamo vinta 2 anni fa, è sempre un piacere alzare un trofeo. Noi ci abbiamo una rosa forte e questa è la dimostrazione e dobbiamo sempre stare sul pezzo e lavorare. Poi quando ci sono partite così, insomma, che diventano sempre più decisive, diventa ancora più bello. Quindi
è un obiettivo concreto e insomma vediamo la prossima partita. Ecco, appunto, Principe, Tra, venendo al tra l'altro oggi campionato, Giuda, per chiudere il discorso, tu oggi hai giocato anche da capitano e tutte le partite di Coppa credo che tu hai giocato, sei stato capitano, visto che sei il vice. Adesso senza volersi spingere troppo in là, però per te potrebbe avere anche un sapore particolare alzare proprio tu il trofeo, visto che lo alza il capitano, credo insomma, potrebbe essere una bella soddisfazione e una motivazione in più. Sì, sì, fa piacere essere il capitano in Coppa, vedendo che Antonio sta giocando in campionato. Sono contento, insomma, di prendere la fascia di capitano e, insomma, se vinciamo la Coppa la alzeremo insieme, sperando. No, dicevo invece, venendo al campionato, perché mancano praticamente le ultime due, no? Come ti accennavo, e c'è da dare tutto, no? Poi avrete magari una settimana di sosta, però ecco, di Natale da passare con le vostre famiglie, eccetera. Eh, Anche perché sto Mantova non si ferma. Io credo che poi, tra l'altro, voi a Bergamo avete dato ancora di più, se possibile, una risposta di squadra veramente forte, perché andare in campo a -7, la pressione, sì, c'è la pressione, però insomma è difficile giocare quando ti trovi a -7, che la capolista davanti ha vinto, e alla fine ne siete usciti benissimo, quindi in queste ultime due partite credo che insomma ci sia da crederci per portare a casa più punti possibile, sperare di rosicchiare qualcosa in vista poi dello scontro diretto a inizio del nuovo anno, no? Sì, esatto, abbiamo fatto una vittoria fondamentale a Bergamo che era su un campo veramente difficile e non è facile partire quando sai che sei a -7, però noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, portare il focus su di noi e quindi non guardare agli altri. E adesso abbiamo due partite fondamentali, lo sappiamo che sono fondamentali e dobbiamo lavorare in allenamento e dare il meglio prima della sosta per cercare di metterci nella miglior posizione possibile.